Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Da come avete visto dalla pillola, dal titolo, oggi parliamo della quinta dimensione o del mondo venire. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di The Garden Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e di Telegram. L'entrata è gratis e lunedì sera si tiene alle 20:30 un percorso di esoterismo. Bene cari amici, parliamo un po' di questo quinta dimensione mondo venire. La prima cosa che vi voglio chiedere è anche di andare a vedere, se non avete ancora visto, quelle pillole in cui parlo di gruppi misterici che guidano e non comandano ma guidano questa palla di terra e acqua, così che capiate che nella realtà noi siamo guidati anche se non ce ne rendiamo conto. E poi un'altra cosa importante, voglio dirvi che questa micropillola serve solamente a anime antiche o anime molto vecchie e non anime giovani, perché sicuramente non sarà pane per i loro denti, perché è un concetto che possono solamente assorbire anime antiche. Le anime giovani sono anime impermeabili a questi concetti e non è per loro. Bene, la prima cosa che bisogna sapere è che anni fa in Italia c'era un bravissimo medium che si chiamava Roberto Setti e a un certo punto durante una loro, come si suol dire, riunione, incontro, questo gruppo che si chiamava Gruppo 77 Firenze, una loro entità ha cominciato a dire a una certa determinata domanda che ci sono persone che vivono due vite contemporaneamente in una, e cioè che praticamente non si rendono conto di vivere in due, fanno due cose nella stessa vita, ma una non si rende conto dell'altra. Quindi cosa stavo parlando? Stavo parlando di persone che vivono in due realtà differenti nella stessa vita. Quando lessi questa cosa qua restai un po' basito perché non riuscivo a mettere a fuoco la cosa. Poi chiaramente crescendo, imparando le cose, studiando, capii cosa stavano parlando queste entità. Queste entità stavano parlando solamente di quello che la New Age chiama quinta dimensione, ma che nella realtà i cabalisti hanno sempre parlato da 6.000 anni, lo ripeto, 6.000 anni. Ma qual era la difficoltà dei cabalisti per spiegare questo mondo venire? Il problema, prima di tutto, che in quel periodo lì la maggior parte delle persone non erano ancora anime antiche, ma erano anime giovani. E poi bisogna anche dire una cosa, che molti di questi erano analfabeti e i pochi che riuscivano ad arrivare a queste vette spirituali altissime avevano difficoltà a far capire quello che esisteva dall'altra parte a quello che riscontravano nella vita reale quando tornavano indietro da questi posti paradisiaci. Personalmente sono andato 2 volte in questo mondo venire, una volta piccolino verso 1 anno e 8 mesi circa, quando mi hanno fatto capire perché era così importante superare il 1995, perché infatti i cabalisti dal 1995 hanno incominciato a cercare di ricostruire l'anima prima, che è composta da 600.000 fiammelle o scintille. Quindi ricordatevi bene questo numero, i 600.000 compongono l'anima prima. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono 600.000 cabalisti sicuri. Poi tutto il resto, quello che voi sentite sulla cabala destra e sinistra, è depistaggio, ma nella realtà un vero cabalista sa che le anime sono 600.000. Beh, cosa è successo? Perché doveva succedere questo nel 95? Per il semplice fatto che gli altri gruppi misterici volevano, come si suol dire, mettere un freno a questa riunione dell'anima prima. Noi abbiamo rischiato grossissimo perché abbiamo rischiato un'invasione dell'est, ma per fortuna si è rotta una centrale nucleare e quindi questa invasione si è bloccata e da quel momento in poi tutte queste nazioni che erano attaccate a questa grande nazione dell'est si sono disgregate, dalla Polonia all'Ucraina e alla Romania, insomma praticamente c'è stato un
è una liberazione anche spirituale, perché dentro questi stati c'erano delle anime cabaliste. E la nostra fortuna è stata appunto che dal momento che non siamo stati invasi e deportati, quindi anche noi abbiamo potuto avere ad esempio in casa internet, e la Kabbalah gira anche molto su internet, ci sono molti messaggi, molti studi, molti libri su internet, e questo ha dato la possibilità a queste 600.000 anime, chi è kabbalista, di potersi avvicinare. Ma la cosa prima da capire chi è kabbalista, la cosa più semplice, è capire di avere cucito sul cuore la stella di Davide. Ripeto, una cosa molto importante: la stella di Davide non ha niente a che vedere con quel popolo che si definisce ebraico, per il semplice fatto che la stella di Davide è kabbalista. Che poi altri popoli se ne siano appropriati è un altro paio di maniche, perché la stella di Davide, ad esempio, è sempre stata usata anche da altre culture e altre religioni, no? Però ultimamente, negli ultimi secoli, se ne è appropriato questo popolo, che, ripeto, è un popolo di 13, anzi 10 tribù, perché 2 o 3 sono andate perse. Comunque, morale della favola, questo invece popolo o gruppo misterico, chiamiamolo poi come volete, che praticamente è il popolo kabbalista, è sempre esistito e sempre esisterà anche dopo questo, come si suol dire, spazzolata che avverrà fra 300 anni. Quindi la cosa più importante è incominciare a fare queste meditazioni che il vostro Marietto vi ha spiegato sulla stella di Davide, nelle altre pillole. È molto semplice e comincia a, come si suol dire, imprimere dentro di voi questa protezione che poi per le anime antiche, lo ripeto, le anime nuove purtroppo la vedo difficile, ma per le anime antiche che sentono questo bisogno di usare questa meditazione è un segno che sono sul cammino del ritorno. Poi un'altra cosa importante: esistono 2 alberi della vita kabbalistici. Esiste quello bianco, che viene definita la Keter, ma è quella bianca, e poi esiste quello nero, la Keter nera. Quindi chiunque toccherà mai un kabbalista conoscerà la Keter nera. E per spiegarvi cos'è la Keter nera, in altre parole, non esiste un aggettivo quantificativo, qualificativo, insomma qualsiasi tipo di aggettivo che venga in mente per riuscire a capire la bruttezza di cosa esiste nella Keter nera. Bene, detto questo, cari amici, il vostro Marietto vi saluta, vi ringrazia e vi chiede, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale di De Garda e Marietto Veneziano e di venirci a trovare nei nostri gruppi Telegram. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!